Oggi la redazione del quotidiano del Piave, QDP News, è impreziosita dalla presenza di Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Regione Piemonte. Noi la ringraziamo per questa lezione che ha fatto a tutti i ragazzi di QDP News, alla squadra dei giornalisti e degli operatori. E lei ci ha colpito soprattutto con una frase che voglio leggere. La società è libera solo se informata correttamente. Questo è possibile nel giornalismo del XXI secolo in Italia? Sicuramente possibile, lo è per i mezzi che abbiamo, lo è per gli uomini e le donne che ci lavorano. Bisogna però ovviamente avere idee chiare su questo e difenderci dai troppi rischi che corriamo. Sono pressioni politiche, sono pressioni economiche, sono errori di gestione da parte soprattutto degli editori ai quali è venuto facile, troppo facile tagliare le teste, tagliare i numeri, tagliare i compensi per mettere a fuoco i conti. Bisogna anche tener conto del futuro del giornalismo e del ruolo importantissimo, fondamentale che l'informazione ha nella società. Noi abbiamo alle spalle un grande giornalismo, stiamo vivendo una crisi del giornalismo dovuta a queste ragioni economiche che ho dette, dobbiamo ritornare a imbracciare il giornalismo non come un'arma, ma come un salvagente morale e culturale per il nostro Paese. Sicuramente il giornalismo italiano è ancora in grado di fare e di crescere, sicuramente la società ne ha bisogno, sicuramente non esiste una democrazia libera e una società libera senza un'informazione per bene, fatta con tutti i mezzi ma con il più solido principio morale. Non stiamo parlando semplicemente di schiena ritta, che è un modo di dire qualche volta fin troppo abusato. Stiamo parlando di un atteggiamento culturale, un atteggiamento di responsabilità sociale. Noi dobbiamo, la nostra missione è di dire la verità, di cercare la verità, di verificare le notizie che riceviamo, di servire il cittadino, di consentire al cittadino di conoscere le verità e in base alle sue conoscenze, alle verità che conosce, ragionare, approfondire, giudicare, decidere, qualche volta cose personali, molto spesso cose collettive. Che cosa si porterà a casa invece di questa esperienza e di questo confronto con tanti ragazzi giovani che hanno proprio questo sogno nel cassetto, diventare dei giornalisti? La certezza che nuove leve ci siano ancora buone, siano ancora sane e saranno le eredi del giornalismo migliore.